L'altipiano scistoso di Suranu, sito nella Barbagia di Bellevue, ospita nella sua cima più alta Cucurunolza, a 736 metri sul livello del mare, l'omonimo complesso nuragico già frequentato attorno al XVI secolo a.C. Il nuraghe si presenta ora con un bastione quadrilobato che si accentra attorno al mastio, costituito da una torre arcaica A, posta curiosamente a livello superiore, preceduta attualmente ad est e a nord da un cortile o terrazzo semicircolare che in antichità era probabilmente un corridoio anulare coperto inglobato nella massa muraria del rifascio. In origine, attorno al XV secolo a.C., con molta probabilità, il complesso era un trilobato formato dal mastio A e dalle torri E a nord-ovest ed F ad est, entrambe elevate in scisto. Successivamente si assemblarono le torri D a sud-ovest e C a sud-est, costruite ed accorpate con del porfido. La sala relativa al mastio A, posta infatti a livello superiore, si presenta di forma subcircolare con un alzato tendente all'ogiva. Vi si penetra tramite un ingresso architravato sormontato da una finestrella di scarico, per giungere all'interno dove in antico stava una nicchia frontale all'ingresso, ora tamponata. All'esterno di questo ambiente si presenta attualmente un terrazzo, che in origine doveva costituire un corridoio anulare coperto e inglobato nella massa muraria del rifascio. Una fase successiva mostra che in tale spazio venne predisposto un focolare di lastre ortostatiche, mentre inglobato nella massa muraria alle spalle del mastio A venne creata una sorta di pozzetto. Le caratteristiche e le peculiarità del pozzetto potrebbero magari in un futuro rivelare una scala discendente verso la nicchia murata o la massa muraria del bastione ancora inesplorata. Attualmente si accede al bastione attraverso un ingresso architravato sormontato da una finestrella di scarico aperto nella cortina occidentale, mentre tramite una scala curvilinea si sale al terrazzo antistante il mastio A. Al piano terra il bastione si presenta quasi completamente murato da una massa impenetrabile. È formato da 4 torri, C, D, E ed F, assemblate rispettivamente dalle cortine sud, ovest, nord ed est, ed è reso per metà in scisto e per metà in porfido. Ad alcune di queste torri, come ad esempio quella D, si può accedere dal primo livello, dove in prossimità della cortina occidentale, oltre alla scala per il secondo livello, si apre anche un ingresso ad ogiva per la torre, il cui piano di calpestio è più basso del corridoio. La volta si mostra a tolos, ma tutt'oggi residua scoperchiata, mentre nelle pareti, rese con conci disposti a nido d'ape, sono ricavate feritoie rettangolari ed ogivali. Per accedere alla torre C, scoperchiata anch'essa, è necessario raggiungere il secondo livello e penetrarvi attraverso una strettissima scalinata, verosimilmente non di pubblico utilizzo e posta di fronte al mastio A, chiusa da un soffitto basso e a doppio spiovente.
La sala relativa a questa torre si mostra nell'alzato tendente ad un cilindro anziché ad ogiva e i conci di porfido in cui è resa con criteri anidodape risultano parecchio anneriti come se avessero subito dei processi di combustione. L'ambiente, che trova corrispondenza nella torre E del nuraghe Adoni, potrebbe inquadrarsi come fornace, molto simile alla torre B del nuraghe Serbissi di Osini, sia in virtù dei tantissimi reperti bronzei rinvenuti nel sito, sia in considerazione della relativa vicinanza del contesto minerario sfruttato nella preistoria di Fontana Raminosa di Gadoni. La torre F risulta tuttora chiusa al pubblico, in quanto si stanno ancora indagando i materiali depositati sul fondo, mentre la torre E risulta completamente ingombra di crollo.